In occasione del suo 85esimo compleanno siamo andati ad intervistare il compositore castellano Giusto Pio. Noto e amato dal pubblico, iniziò la propria carriera come violinista nell'orchestra Rai per poi collaborare con famosi cantanti quali Franco Battiato, Alice e Milva. Abbandonato il violino, iniziò a comporre musica sacra e a sperimentare musica elettronica. Negli anni, nel 34-35, c'era un ragazzo che studiava musica a Castelfranco, ero io solo. Dopo c'era qualche dilettante, ma che studiava per fare musica, ero io solo. Io non mi sono mai considerato partigiano, però ho collaborato con quelli che chiamavano partigiani dopo, ma che non si consideravano partigiani a Castelfranco. Però facevano un lavoro che, visti da un altro punto di vista, era chiamati partigiani. Noi qui a Castelfranco ci sentivamo patrioti. Il primo posto che dava a finire le armi era dentro nel performance, qua sotto, così, vedi? A Milano, l'esperienza di Milano, quindi l'orchestra della Rai, ho conosciuto molti altri artisti che gravitavano intorno a Milano. Beh, a Milano c'è stato un periodo che era considerata la capitale della cultura dell'Europa, adesso mi dicono che è molto degradata, però un periodo era così, c'era un'attività culturale enorme. E allora io ho conosciuto artisti di tutti, come si dice, non materie, di tutti i tipi di espressione, pittura, scultura, poesia, teatro, musica, ne ho